Stefano Sperandio, titolare della tabaccheria Quadrifoglio in Conegliano, vicepresidente di Conegliano in Cima, dell'associazione Conegliano in Cima, e facente parte anche della giunta, componente della giunta dell'Ascom. Stefano, buongiorno. Buongiorno a lei. Come andiamo? Come sta vivendo il suo settore a causa di questa grave pandemia? Sono momenti difficili anche perché noi come tabaccai abbiamo, tra virgolette, l'obbligo di tenere aperto perché abbiamo delle norme contrattuali direttamente col monopolio, quindi siamo obbligati a tenere aperto. C'è chi tiene aperto in orari ridotti, chi tutto il giorno, però purtroppo anche a noi ci hanno tolto molti servizi, quindi diciamo che questa situazione ci porta ad avere sicuramente pochissimi introiti, abbiamo pochissimi servizi se non i tabacchi, le ricariche e siamo obbligati a tenere aperti con quello che ne consegue sia dal punto di vista sanitario che di tutte le normative. E in più, oltre a questo, col fatto che noi teniamo aperti non abbiamo diritto a nessun aiuto, né ai famosi 60% dell'affitto e neanche ai 600 euro dell'INPS, perché stiamo lavorando per lo Stato, ecco, chi più chi meno. Questa è un attimo la situazione generale. Naturalmente nostra. Questo è un grido di dolore per tutto il settore, ti fai portavoce di tutto il settore. Sì? Beh sì, dopo ovviamente ci sono colleghi che hanno affiancato l'edicola e altri colleghi che hanno affiancato il bar e si trovano a mandare avanti un'attività dove possono oggettivamente vendere solo tabacchi e al massimo vendere fare delle ricariche telefoniche o quant'altro, ma niente di più, insomma, quindi con i margini che abbiamo noi tabaccai veramente siamo presi male. È un periodo grave e soprattutto non essendo un bene di prima necessità le persone non sarebbero neanche autorizzate a venire da noi, quindi è un po' un controsenso anche questo. Diciamo che speriamo finisca presto, ecco. La nostra associazione di commercianti, prima di tutto, stiamo facendo un ottimo lavoro grazie alla nostra presidente Patrizia Roberto e delle ragazze che danno una mano. Stiamo facendo un ottimo lavoro a livello di solidarietà. Abbiamo fatto un'ottima raccolta fondi per l'ospedale di Conegliano, abbiamo raccolto più di 150.000 euro e adesso probabilmente faremo un'altra raccolta fondi per aiutare la protezione civile, che sono quelli che in prima fila fuori dagli ospedali, che danno una mano alle persone che hanno bisogno, e agli anziani, a chi non può fare la spesa, ai medicinali, e quindi vanno aiutati giustamente. Mi sembra, Stefano, che avete le idee chiare. Come vedi poi come vi state organizzando perché in questo momento si è passato il momento dalla drammaticità alla consuetudine? È una consuetudine ormai stare in casa, vivere questa attesa, però bisogna prepararsi per il futuro. Sì, sicuramente usciremo segnati da questa esperienza, cambieranno molte abitudini, però siamo veneti, ci blocchiamo le mani e usciremo da questo indenni sicuramente. Vedo che c'è molta voglia di ricominciare, molta voglia di ritornare per strada, molta voglia di ritornare nei negozi, perché stare a casa non è facile, non siamo abituati, insomma, a rimanere chiusi in casa. E speriamo finisca presto, perché a livello commerciale, sia per me che per tutti i miei colleghi negozianti, esercenti, è molto grave la situazione, insomma, perché sicuramente il commercio e il turismo sono i primi a averne risentito e stiamo penando, ecco. Speriamo bene. Una considerazione, si sente dire che questa pandemia ha falcidiato una generazione di persone anziane, di nonni. Manca un anello, viene a mancare un anello alla catena, no? Però vedo che almeno vedo molti giovani che si sono adoperati nell'impresa, nell'aprire attività. Purtroppo mette in ginocchio anche questa nuova generazione di giovani con grande volontà di fare impresa. Certo, chi ha appena iniziato a fare impresa si trova sicuramente
veramente in difficoltà. Fortunatamente sono venuti incontri con le banche, con i finanziamenti, hanno sospeso i mutui, hanno i finanziamenti, e quindi questo sicuramente darà una mano. Posticipano le scadenze, e anche questo ci darà una mano. L'aiuto che il governo dà, i famosi 600 euro INPS, che non tutti prenderanno, e quindi chi riuscirà a prenderli è un palliativo, diciamolo sinceramente. Non sarà facile perché chi ha appena iniziato sicuramente non ha crediti, non ha liquidità, e non è neanche facile entrare a far parte di una cerchia dove poter attingere a certi crediti, non avendo dei fatturati, non avendo comunque una storicità della propria azienda, e questo sarà un problema. Chi ha comprato la merce prima della pandemia si troverà comunque con la merce da pagare senza incassare un euro, e questo creerà un circolo vizioso di insoluti, creerà un circolo vizioso di problemi economici a catena, da chi produce la merce, vende ovviamente. Secondo te, secondo voi c'è la sensibilità da parte dei proprietari dei muri per venire incontro a questo momento difficile, alle esigenze di questo momento da parte dei piccoli negozianti? Sì, in linea di massima, sentendo con i colleghi, c'è stata una solidarietà anche da parte dei proprietari dei muri, chi più chi meno, da chi ha abbassato a chi ha dimezzato, a chi ha azzerato completamente, a chi l'ha sospeso e lo recupererà un po' per volta più avanti. C'è stato, per fortuna, c'è stato una presa di consapevolezza della situazione anche da parte dei proprietari. Probabilmente siamo anche, tra virgolette, fortunati che a Conegliano chi proprietari dei muri è gente che comunque sta bene, ha capito che è meglio perdere un affitto 2 che perdere l'affitto sempre, perché comunque vada una persona non riesce a pagarlo, uno può arrivare a chiudere, quindi è meglio dare una mano un paio di mesi e venire incontro al commerciante piuttosto che vedere il negozio chiudere, perché ovviamente ci sono affitti che sappiamo benissimo a Conegliano sono importanti, e andare a pagare 2-3 mila euro di affitto tenendo il negozio chiuso può mettere in ginocchio un'impresa, e quindi da là si può anche arrivare a che una persona chiuda. Quindi diciamo che tanti proprietari sono riusciti a fare i conti anche con questo, e sono venuti incontro ai propri locatari, insomma. Bene Stefano, io ti ringrazio. Grazie a voi. Ritengo che il tuo intervento possa essere utile anche ai giovani, perché che non perdano la speranza. Cosa ti senti di dire in chiusura ai tuoi colleghi, giovani e meno giovani? Beh, sicuramente io ho solo da imparare dai miei colleghi, perché anch'io non è molto che faccio attività come commerciante, quindi sono io che chiedo sicuramente consiglio a loro, solo da imparare. Da parte mia posso dire di non perdere la speranza, di non perdere la consapevolezza che comunque siamo un grande popolo e riusciremo a rialzarsi anche questa volta. Assolutamente, insomma, no. Almeno qua da noi. Bene, io direi di chiuderla con questa voce positiva da parte tua. Io ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di sentire un'altra voce, un'ennesima voce rappresentante del territorio, dell'economia, delle attività, dell'occupazione, e pertanto spero che questo si risolva presto e che possiamo vederci e darci la mano e salutarci a breve. Questo è anche l'augurio, penso, di tutti. Ciao, arrivederci Stefano. Grazie, buona giornata.